Buongiorno, ci ritroviamo oggi per un altro breve video da Carsiana relativo alla primavera carsiana. Io sono Michela Tomasella del Servizio Biodiversità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. L'ultima volta ci siamo lasciati con una bella fioritura di Paeonia officinalis. Il genere Paeonia dagli autori classici è attribuito alla famiglia delle Ranunculacee, però apprendiamo da studi recenti che viene individuata una nuova famiglia, la famiglia delle Paeoniacee. Oggi volevo mostrarvi che con 10-15 giorni di sfasatura temporale è fiorita un'altra importante Paeonia che abbiamo qui in giardino, molto più rara, la Paeonia mascula. Ecco qua questa bellissima fioritura di Paeonia mascula, è una specie che predilige l'ombra e infatti la troviamo in rari posti perché è molto rara nel sottobosco di Quercetti in Carso. Si differenzia dalla Paeonia officinalis per caratteristiche legate all'apparato radicale e per caratteristiche fogliari. Invece i fiori, come potete osservare, sono abbastanza simili. Dalle specie di radura o di ambiente boschivo passiamo adesso alle specie botaniche più tipiche del mondo aperto. Vi porto quindi a vedere un ambiente a cui noi teniamo molto, che è quello della landa carsica. Si tratta di una prateria arida, secca, a carattere steppico, che in Carso è sempre più rara a causa dell'abbandono delle pratiche agro-silvopastorali. La landa carsica è caratterizzata da diverse tipologie vegetazionali, ma una cosa particolare è che ha due momenti di fioritura principali. Uno è quello del momento primaverile e uno è quello della fioritura tardo-estiva. Oggi siamo in piena primavera, mi aspettavo, devo dire, una fioritura più importante, però a causa delle siccità di quest'anno effettivamente c'è un po' di pochezza. Ad ogni modo possiamo vedere alcune importanti fioriture. Il periodo primaverile è il periodo in cui possiamo vedere la landa un po' verdeggiante, perché effettivamente c'è il momento in cui c'è tutta la ripresa vegetativa anche delle graminacee, che sono poi le piante che costituiscono la vera biomassa di questa prateria steppica. In questo momento risalta la fioritura di Polygala nicensis, con questo bel colore violetto che vira poi verso il blu in alcune circostanze o anche verso colori un po' più chiari. È una bellissima pianta che presenta i fiori, una infiorescenza di tipo spiciforme, e particolari se riuscite ad osservare i fiori a simmetria bilaterale, ovvero che sono simmetrici solo su un piano. Come vi dicevo, l'ambiente della landa carsica è un ambiente a cui noi teniamo molto. Si tratta infatti dell'ambiente, fra tutti gli ambienti che troviamo nel Carso classico, che presenta il maggior numero di specie botaniche. Gli studi dei botanici ci dicono infatti che in 100 metri quadrati possiamo trovare fino a 40-50 specie vegetali. E proprio perché è in rarefazione, noi cerchiamo di riprodurre a Carsiana l'ambiente tipico che possiamo trovare in Carso. Oggi troviamo in fiore un'altra specie, una fabacea, Hippocrepis scomosa. È una specie che, come vedete, ha i fiori, numerosi fiorellini, che sono disposti a corona. Questa caratteristica la troviamo in altre fabacee, sempre con fiori gialli, per esempio Lotus corniculatus o Emerus major. Per differenziare quindi correttamente e determinare correttamente la specie, devo andare a vedere altre caratteristiche vegetali della specie, ovvero il portamento e la forma delle foglie. Una delle fioriture più appariscenti che possiamo trovare in questo periodo nell'ambiente aperto è la fioritura di Iris cengialti nella sottospecie illirica qui in Carso. Qui abbiamo un gruppo di iris che si appresta a fiorire. Ricordo che è una specie particolarmente rara e proprio per questo
è inserita nella lista regionale delle specie protette, per cui ne è vietata la raccolta. Qui a Carsiana ci stiamo preparando per la prossima riapertura, che sarà il 18 maggio. Vi aspettiamo quindi numerosi, ovviamente nel rispetto delle disposizioni di sicurezza.